15 ospiti e 3 operatori positivi al centro residenziale per anziani Sartor di Castelfranco, scoperti durante i tamponi di routine dopo il Ferragosto. Dopo i 2 casi nel Vicentino e Veronese, anche nella Marca il virus è tornato in un RSA, ma fortunatamente la barriera dei vaccini ha funzionato nel bloccare la malattia. I positivi sono stati isolati e le visite sospese. Questi ospiti sono per fortuna quasi tutti asintomatici, hanno dei lievi segni clinici. E la situazione è talmente sotto controllo che già stamattina di questi 15, 10 che si sono negativizzati ieri stanno rientrando nel proprio nucleo. Sicuramente appunto la vaccinazione ha dato un importantissimo azione, in quanto gli ospiti immunizzati hanno creato proprio un muro difensivo a questo ulteriore attacco. Al momento alla Sartor le visite sono state sospese, ma la RSA dovrebbe riaprire a breve non appena tutti si saranno negativizzati. Il virus pare sia entrato proprio dopo l'uscita all'esterno di un anziano che era stato portato da parenti al mercato, ma la questione che ora si pone è quella della terza dose da destinare a persone fragili e con minore risposta immunitaria, come sono appunto gli anziani. I vertici delle strutture lo stanno chiedendo con urgenza da settimane. Più si allungheranno i tempi per la terza dose, più credo, spero di sbagliarmi, ma che aumenti il rischio per i nostri ospiti, perché adesso con l'apertura delle scuole, credetemi, questi fenomeni cresceranno.